Buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico dal Giovanni Aloisio di Misilmeri per seguire il match tra Aspra e Folgore Castelvetrano, valido per il quarto turno del campionato di eccellenza siciliana Girone A. È iniziata Folgore Castelvetrano Aspra con le prime 3 partite e adesso è pronto Costantino Andare, invece finta, gioca Tarantino, è uno schema, già l'abbiamo visto a più riprese in questo inizio di stagione. Giglio ha provato a giocare per Barbera a primo palo, uno schema che riesce, che la formazione ospite non ha ben recepito subito. Parte Altieri col mancino, palla vicina dall'incrocio dei pali, che brivido per l'Aspra. Questa è l'occasione più nitida della partita della Folgore. Scambio con Giglio, spara alla porta il 10, ne ha 3 addosso, ora 2, messo giù, calcio e punizione. Quando Giglio viene messo in condizioni gioca sempre bene, intanto Piscopo addirittura si è sganciato in zona d'attacco, può pensare al tiro ma allarga il gioco. Grandissima iniziativa di Piscopo che fa tutto bene e calcia addirittura, ma la palla viene raccolta, pizzolato. Altieri va col mancino, si deve allungare Damiere ma rischia di regalare una situazione positiva alla Folgore. Fischiato un fallo per Bottari che riesce a giocare anche per i compagni. Spizzata positiva per Galluzzo che avanza, occhio perché quella è la sua mattonella, può andare col destro Galluzzo che calcia, raccoglie Damiere. Barbera con coraggio, ma Schur era ben posizionato, ancora Barbera prova a prolungare per Marrone che ha la meglio, sempre l'11, gioca per Giglio, si può andare al cross da lì. Giglio vediamo se rientra, alla fine va sull'esterno e la mette in mezzo, pizzolato però la blocca. Molta fisicità alla Folgore, può andare Galluzzo, scambia con Fofana, può andare al tiro, il 9 respinge Damiere che va, poi alla fine viene chiuso. Occhio a Fofana davanti a Damiere che non è uscito alla fine, però chiude il palo e smanaccia. Aspra batte adesso Costantino, colpo di testa di Giglio, si salva, pizzolato che blocca, ma che opportunità per l'Aspra. Da lì Altieri, ancora l'8, Altieri in mezzo e Fofana si mangia l'occasione della partita a porta vuota. L'Aspra e il direttore di gara dice che può bastare così, pareggia ancora in casa l'Aspra che rimane imbattuta sul proprio terreno di gioco. Quello dell'Aloisio stavolta è uno 0-0 rispetto a quello del Castellammare, quindi continua almeno a non perdere la formazione di Correnti.